Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Prosegue la 2 giorni siciliana del ministro delle imprese Urso, oggi a Siracusa per la riconversione green del petrolchimico di Priolo. Sarà un modello di transizione ambientale per l'Europa, ha detto Urso, che ribadisce saranno garantiti i posti di lavoro. Maltempo in Sicilia, Messina la provincia più colpita, 14 le famiglie evacuate. Domani allerta gialla estesa anche alle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. A Palermo un grave incendio distrugge attico e superattico di un'antica palazzina del centro della città. Fuori pericolo le 5 persone rimaste intossicate nel rogo. Sicilia tra le mete più gettonate per le vacanze di primavera, numeri più che positivi per gli scali siciliani, boom di turisti stranieri alla Falcone Borsellino di Palermo. Questa notte lancette in avanti di 60 minuti, torna l'ora legale che resterà in vigore fino al 26 ottobre, anche se c'è chi vorrebbe renderla permanente tutto l'anno. I Sansoni sbarcano al cinema con il film E poi si vede, raccontano in modo divertente come è difficile essere oggi giovani. Calcio Serie C, nuova vittoria per il Messina che batte l'Altamura per 3-1. Domani alle 15 l'attesissimo derby Trapani-Catania. In Serie B il Palermo sfida la Salernitana per tagliare il traguardo play-off, al momento distante un solo punto. Il polo di Siracusa sarà un modello di transizione ambientale per l'Europa. Queste le parole del ministro delle imprese Urso, intervenuto nella sede di Confindustria a Siracusa. Posti di lavoro tutelati e riduzione drastica dell'inquinamento. Queste le promesse garantite appunto dal ministro. Francesca Loi. Da Roma a Siracusa, dal Ministero delle Imprese alla sede di Confindustria. Il ministro assicura che la transizione green nel petrolchimico di Priolo non farà perdere posti di lavoro. Parola di Adolfo Urso. Il protocollo, che è stato sottoscritto da quasi tutti i sindacati ed è stato sottoscritto poi anche con un addendum dalla Regione Sicilia, prevede espressamente un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro in quello che a mio avviso deve essere l'obiettivo, clima e lavoro. Per il titolare del Mimit, clima e lavoro devono essere due mondi che vanno a braccetto. 2 miliardi di euro che consentirà a Versalesi di ridurre in maniera drastica le emissioni di CO2. Tutti gli ambientalisti dovrebbero sottoscrivere un documento di questo tipo. Ma nonostante ciò i lavoratori sono più che preoccupati, vedono un futuro incerto, anche se da più fronti arrivano rassicurazioni. Ministro Priolo, modello per l'Europa? Io penso che il polo industriale di Siracusa possa diventare un modello nella transizione ambientale in Europa. Massima attenzione anche sull'indotto e proprio su questo il 29 aprile ci sarà un altro tavolo ministeriale a Roma. Da Confindustria intanto arriva la massima soddisfazione. Sono tutti segnali fortemente positivi. Certamente la situazione è complessa, bisogna lavorare a testa bassa, ma le premesse ci sono. E adesso il maltempo che flagella ancora una volta la Sicilia. Messina è la provincia più colpita, ci sono 14 famiglie evacuate. Allerta gialla anche domani, che sarà estesa anche alle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, ma il meteo dice che sarà instabile almeno fino a lunedì. Il servizio di Orazio Longo. Immagini da Messina, case sgomberate e soccorsi in azione. Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco e 14 le famiglie che hanno dovuto lasciare momentaneamente le loro abitazioni per precauzione. Il maltempo colpisce ancora una volta la Sicilia, flagellando la provincia dello Stretto. Mezzi in azione a Cumia, non solo per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità, ma anche per la messa in sicurezza di un costone roccioso a rischio crollo. Frane lungo la strada comunale San Michele Portella. Alcune famiglie sono state evacuate nella zona di Cataratti. Interventi di messa in
in sicurezza e il ripristino dei luoghi sono stati predisposti anche per la zona di Zafferia. Attivato ufficialmente il COC, il centro operativo comunale, il sindaco Basile segue l'evolversi della situazione che per le prossime ore prevede ancora allerta gialla estesa alle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, con l'avviso della Protezione Civile che parla di persistenza delle precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio temporale di forte intensità, in particolare sui settori tirrenici, con locali grandinate e venti forti occidentali con rinforzi di burrasca. Le previsioni dell'aeronautica parlano di instabilità ancora almeno fino a lunedì per quanto riguarda i mari, agitati lo stretto di Sicilia e il mare Ionio meridionale, molto mossi i settori meridionali del Tirreno, localmente molto mossi i bacini occidentali. E poco fa abbiamo appreso questa notizia a proposito delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sull'omicidio di Agostino. La Corte di Cassazione definisce manifestatamente illogica e contraddittoria appunto la sentenza di appello che ha condannato all'ergastolo il boss Antonino Madonia per l'omicidio appunto dell'agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, sentenza che è stata appunto annullata dai supremi giudici. Loro sono stati uccisi nel Palermitano, ricordiamo, il 5 agosto del 1989. Le motivazioni della decisione presa appunto dalla Cassazione, che risale allo scorso 30 gennaio, è stata depositata oggi. Notte di fuoco e 5 persone intossicate, tra cui 3 bambini, nel centro di Palermo. Manlio Viola. Sono fuori pericolo le 5 persone intossicate in un pauroso incendio che durante la scorsa notte ha distrutto attico e superattico di una palazzina antica di 3 piani nel centro storico di Palermo. Si tratta di un'intera famiglia, padre, madre e 3 bambini, sorpresi dal fuoco in casa in piena notte, ma tratti in salvo e ricoverati per intossicazione da fumo senza ustioni. Resteranno in osservazione in ospedale da 24 a 48 ore, ma non dovrebbero avere conseguenze da questa brutta avventura. Potranno rientrare in casa invece le altre 3 famiglie abitanti ai piani inferiori della medesima palazzina, dal piano terra al secondo piano. Niente da fare per l'appartamento dove il fuoco si è sviluppato. Attico e superattico sono andati completamente distrutti nel rogo che ha bruciato per tutta la notte. L'allarme era scattato intorno alle 3:30 della notte scorsa e alle 3:35 sul posto c'erano già i vigili del fuoco, arrivati velocemente anche perché la caserma sorge poco lontano. Le fiamme si sono sviluppate in via Archimede 95 nella parte alta del quartiere storico di Borgo Vecchio, ma a poche centinaia di metri dalla centralissima via Libertà. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte per concludersi soltanto alle 7:40 del mattino successivo. Spento l'incendio, sono stati avviati i sopralluoghi per valutare le condizioni generali dello stabile, durati buona parte della giornata. La polizia di Modica ha arrestato una siracusana in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Milano. La donna di 50 anni dovrà scontare la detenzione domiciliare, in detenzione domiciliare una pena definitiva di 10 mesi per stalking e lesioni aggravate all'ex compagno. I fatti sono accaduti tra il 2022 e il 2024. La coppia aveva litigi continui che spesso si concludevano con la peggio proprio per l'uomo, costretto a fare ricorso alle cure mediche. L'indagata inoltre pedinava l'ex e lo tempestava di messaggi. E adesso buone notizie per i precari Covid. Il Consiglio di Stato dà il via libera alla stabilizzazione. Tonino De Mana. Hanno prestato servizio per anni e gestito l'emergenza coronavirus. Non si sono mai tirati indietro per poi ritrovarsi quasi alla porta, senza speranze e senza futuro. Ai precari Covid non è rimasto altro che rivolgersi alla magistratura per vedersi riconosciuto un sacrosanto diritto, visto che l'ASP di Catania li aveva esclusi dalla procedura per mancanza di requisiti. Per centinaia di lavoratori la buona notizia è arrivata da Roma ed esattamente dal Consiglio di Stato, che ha dato il via libera alla stabilizzazione. Quindi sono stati fondamentali
impegnati nella gestione dell'emergenza e oggi, grazie a questa importante pronuncia, possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione che stanno avviando le aziende sanitarie. Non era stato ritenuto valido il servizio prestato da loro ben più di 18 mesi, dei 18 mesi richiesti per partecipare alle procedure, sol perché erano stati reclutati tramite avviso di protezione civile. E per loro adesso, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, cosa succederà? Adesso in questa fase sono stati ammessi con riserva, in attesa ancora del giudizio di merito, a partecipare alle procedure selettive che l'ASP Catania nello specifico dovrà avviare a breve per la stabilizzazione di queste unità di personale. Al via le vacanze di primavera che partiranno tra pochissimo, il mese di aprile tra l'altro è pieno di anche ponti. Sicilia, meta molto gettonata da turisti italiani e stranieri e numeri già più che positivi per gli aeroporti, come per esempio il Falcone Borsellino di Palermo, dove appunto c'è il boom di presenze. Marco Gulla. Un italiano su 4 non si farà sfuggire i ponti di primavera per fare un viaggio. Lo faranno soprattutto i giovani, in particolare per andare in grandi città e approfittare della primavera. Aprile, che è alle porte, sarà anche il mese dei tanti ponti, da Pasqua al 1° maggio. E la Sicilia, manco a dirlo, è tra le mete più gettonate. Tantissime le prenotazioni già negli aeroporti dell'isola, a Falcone e Borsellino di Palermo, boom di turisti, soprattutto stranieri. Abbiamo notato anche un incremento dei rapporti internazionali. Noi abbiamo circa 100 connessioni, 96 per l'esattezza, molte di queste sono internazionali, il 30% dei nostri passeggeri sono internazionali. Questo è molto positivo perché significa che la Sicilia attrae anche dal punto di vista dei rapporti non solo italiani o europei ma anche esterni. Passi avanti anche per la destagionalizzazione in Sicilia. Più cose si fanno, festival, convegni, riunioni, e più evidentemente si attira. Mi permetterei di dire che questo significa anche migliorare le condizioni non solo di accoglienza in aeroporto, che sono già abbastanza positive, in qualche caso ottimali, ma le condizioni di accoglienza delle infrastrutture, dei servizi, degli alloggi, della vita comunque. La vacanza sarà nella maggior parte dei casi di 2-4 giorni, ancora più lunga per i giovanissimi. In Sicilia e anche da Palermo arriveranno molti turisti americani, francesi e tedeschi. Da oggi e per i prossimi 3 mesi chiusa la principale strada d'accesso a Taormina, la via Garipoli, una chiusura necessaria per rimuovere i pericoli di smottamento dovuti ai lavori del raddoppio ferroviario. Francesco Triola. Per chi dovrà raggiungere Taormina saranno 3 mesi infernali, proprio in concomitanza con l'avvio della stagione estiva. Da oggi e per 109 giorni sarà chiusa la strada di accesso a nord della città, la via Garipoli, quella che si imbocca una volta usciti dallo svincolo dell'autostrada. Una chiusura resa necessaria per consentire la messa in sicurezza del costone prevista già nell'ambito della costruzione della nuova stazione ferroviaria della linea Giampilieri-Fiumefreddo, con la sistemazione del versante roccioso che sovrasta l'arteria tramite la rimozione di un ammasso roccioso che incombe. I disagi saranno non pochi per residenti, turisti e titolari delle attività economiche, ma l'intervento non è più rinviabile, anche perché già nell'autunno del 2021 si è verificato un distacco che aveva creato allarme. Adesso, dopo il monitoraggio del versante da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la decisione di intervenire dopo la riunione operativa in prefettura, il Comune di Taormina ha disposto l'ordinanza ed un piano di viabilità alternativa, soprattutto per salvaguardare l'immagine e il sistema produttivo di Taormina e Castelmola. Ieri pomeriggio l'ordinanza del Comune ha disposto il passaggio del bypass Sant'Antonio in direzione Monte. I veicoli del trasporto pubblico locale transiteranno da via Pirandello fino al terminal bus, così come i pullman turistici che potranno arrivare ai parcheggi Porta Catania e Lumbi, con divieto di accesso al terminal bus di via Pirandello. I pullman di Gran Turismo, legati soprattutto all'attività crocieristica, dovranno invece fermarsi nel parcheggio privato della stazione ferroviaria di Taormina e nell'area di parcheggio di via Mario Arriga Letoianni, e da qui i passeggeri potranno proseguire con minibus che svolgeranno un servizio di navetta per raggiungere la città. Questa notte le lancette dovranno essere portate avanti di un'ora perché torna l'ora legale che resterà in vigore poi fino al 26 ottobre, anche se già 350.000 italiani hanno firmato una petizione online per renderla permanente tutto l'anno. Simona Mazzone. Alexa,
Spostami le lancette degli orologi di casa. E dove te le devo spostare? Me le devi mettere un'ora avanti. Che si ricorra all'intelligenza artificiale o lo si faccia manualmente, certo che questa notte le lancette dovranno essere portate un'ora in avanti, con l'ora legale che resterà in vigore fino al 26 ottobre. Attenzione, però l'orologio del telefono non lo deve toccare, perché queste cose ormai sono intelligenti. Questo sono le 7, che non erano più le 7, questo lo sa e te dici sono le 7, pure che nella vita vera diciamo erano le 8. E gli influencer ci scherzano su, che confusione sulla chat delle mamme. Mi ha detto la parrucchiera mia che l'ora cambia alle 2 di notte, cioè dalle 2 diventano le 3 di notte. Ma perché queste cose non le fanno di giorno? Dico, io me la prendo con chi li ha votati questi, chi li ha votati? Insomma, si sbadiglierà tanto, ma si godrà di un'ora in più di luce. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante questi 7 mesi l'Italia risparmierà circa 100 milioni di euro. L'obiettivo dell'ora legale consente un risparmio di consumo di energia elettrica stimato tra il 2003 e il 2024 per tutta l'Italia, compresa la nostra isola, baciata dal sole, pari a un consumo di circa 11,7 miliardi di kilowatt, quindi un beneficio economico pari a circa 2,2 miliardi di euro. Un passaggio non indolore, quello da ora solare a ora legale e viceversa, e che ha effetti negativi su salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini, al punto che già 350.000 italiani hanno firmato la petizione online per rendere permanente l'ora legale tutto l'anno. I Sansoni adesso sono anche al cinema con il film E poi si vede, raccontano in modo divertente come è difficile oggi essere giovani. Desiree Ferlito. Ci sono i cappuccini! Cappuccino, sì! Cappuccino! Presentato al Cinema Metropolitan di Palermo il film esordio dei Sansoni. Fabrizio e Federico Sansone, fratelli nella vita e nel lavoro, attori e comici siciliani campioni del web, raccontano con una trama semplice quanto è difficile essere giovani. 3 case, 3 ragazzi, lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell'ufficio legale del comune. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione che non arriverà mai. Tu sei figlio di Giuseppe Pagano e Giuseppe Pagano, da 20 anni consigliere comunale di Malvasia, non ha mai raccomandato nessuno. Detto questo, ci vediamo stasera. Fabrizio, avvocato sulla carta ma non praticante nella vita, tenta di superare l'ennesima prova statale, e Luca, interpretato da Giacomo Ciciriello, che da quando è nato ha avuto sempre la strada spianata. In 100 minuti i 2 protagonisti riescono a definire, scherzandoci su, e quando si scherza si dice sempre la verità, quale sia la dimensione sociale dei trentenni, età di mezzo sfilacciata e scombinata, svilita e sottovalutata. Noi abbiamo raccontato una storia italiana che è quanto è difficile essere giovani oggi e probabilmente vale anche poi per tutto il mondo, con differenze sul lavoro, col rapporto proprio anche con la società, la famiglia. In realtà la nostra generazione e quella dei nonni hanno una cosa in comune, che loro la pensione ce l'hanno bassa e noi non l'avremo mai, quindi proprio ci siamo ritrovati. C'è un punto di incontro. Nel cast del film, già nelle sale, insieme ai fratelli Sansone, moltissime stelle del cinema siciliano, come Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Domenico Centamore, Paola Minaccioni ed Ester Pantano. C'entra offendere ora, sì? No, signora, io sono la babysitter, noi non abbiamo figli. E soprattutto non abbiamo 17.000 euro. Signora, ci scusi, arrivederci. Ha cominciato lei però. Noi ci fermiamo per una pausa, tra poco il calcio con il Messina che vince 3-1 contro l'Altamura. A tra poco, vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, e adesso il calcio, la Serie C, successo 3-1 per il Messina al Francoscoglio contro l'Altamura. In classifica i giallorossi raggiungono 19 punti. Sergio Colosi. 2 notizie, le conferme e la ruota che gira. Messina Team Altamura 3-1 e per la squadra di Banchieri è la seconda vittoria consecutiva, prima volta di questa tormentata stagione. L'altra novità è che i giallorossi espugnano il Francoscoglio dopo un solo punto conquistato negli ultimi 4 appuntamenti, con 3 KO di fila.
Il Messina parte forte, al quinto Luciani dopo il contatto con Viola lo rivede dagli 11 metri e segna col brivido, interrompendo un digiuno casalingo dei peloritani di 414 minuti. La conferma è Krapikas, imbattibile e fortunato. Il portiere lituano è decisivo sulle conclusioni di Di Pinto, Ortisi e Franco. L'Altamura gioca bene e arriva con facilità dalle sue parti. Nel mezzo Pedicillo sbaglia un rigore in movimento, ma al 31esimo costruisce insieme a Crimi il raddoppio di Petrucci. La ruota gira perché il Messina non viene punito al primo errore, ma si salva sul palo di Ganfornina, che nel recupero guadagna un rigore calciato da Leonetti e respinto da Krapikas. Ancora un legno per i pugliesi con l'ex Rizzo. 7 occasioni per l'Altamura, che va a riposo sotto di 2 gol e al primo minuto della ripresa incassa il terzo da Luciani, l'altra conferma di giornata che così va in doppia cifra. Nel finale squadre stanche e allungate. L'Altamura segna un meritato gol col mancino incrociato di Onofrietti, ma la vittoria è giallorossa. Domani invece il derby Trapani-Catania con Toscano che recupera Montalto, in difesa invece giocheranno Del Fabbro e Allegretto. Vi ricordiamo la diretta TV in chiaro su Telecolor a partire dalle 14. Francesco Triola. Da un lato la voglia di dare continuità, dall'altro è probabilmente l'ultima chiamata con vista playoff. Catania e Trapani si troveranno di fronte al provinciale con diretta in chiaro ed esclusiva su Telecolor a partire dalle 14 per un derby ad alto coefficiente di intensità. Due squadre che per motivi differenti vogliono vincere e poi si sa, nei derby si azzera tutto. È stato così per quello di Messina, lo sarà quello di Trapani. Il Catania vuole crescere e ha insistito parecchio su questa parola Mimmo Toscano nel presentare la partita. Per noi è una partita importante. Come lo stato col Messina, per dare continuità di prestazioni e di risultati, per crescere ulteriormente, per i nostri tifosi, che ci dispiace non ci siano, perché è un'ingiustizia. Il Trapani qua è venuto con i propri tifosi, noi non possiamo portare i nostri tifosi, però lo faremo anche per loro, daremo qualcosa in più anche per loro. Crescere dal punto di vista mentale. Il tecnico rossazzurro recupera Montalto, oltre Betters, out Dal Monte, Guglielmotti, Inglese e Luperini. Del Fabbro giocherà al posto dello squalificato Di Gennaro, Allegretto tornerà a braccetto di sinistra. Quaini in mezzo con De Rose che dovrebbe vincere il ballottaggio con Di Tacchio, mentre Lunetta agirà sulla tre quarti con Jimenez alle spalle di Montalto. Noi dobbiamo essere bravi a interpretare la partita in diversi modi, ad essere aggressivi, ultra offensivi, ad avere un blocco medio, ad avere un blocco basso quando la squadra avversaria concedi qualche metro in più, ma devi essere aggressivo in ogni zona del campo, a prescindere se siamo in un blocco basso, un blocco medio, un blocco alto. Devi essere determinante e cattivo e cinico soprattutto quando crei quelle situazioni come l'abbiamo create col Crotone da poter sbloccare le partite. Nel Trapani invece, dove nonostante le polemiche Torrente sarà in panchina, tridente d'attacco con Ciuferri, Piovanello e Anatriello. E adesso la Serie B, vigilia di match anche per il Palermo che domani all'Arechi sfida la Salernitana. Dionisi proverà a guadagnarsi la fiducia della società. Out Nicolau, Verre e Di Francesco. Marco Gulla. C'è un dato che può certamente incoraggiare il Palermo in vista della trasferta di domani all'Arechi contro la Salernitana. Al rientro dalla sosta i rosanero hanno sempre fatto punti. Domani per i siciliani inizia il rettilineo finale, 8 partite alla fine del campionato per tagliare il traguardo playoff, al momento distante un solo punto. Sono state settimane di riflessioni, di possibili ribaltoni in panchina. Dionisi è rimasto, ma ovviamente il quasi esonero lo ha turbato e non poco. No, non mi tiro indietro dalle responsabilità, ma non mi soffermo troppo su quello che è stato perché so che conta relativamente. A me quello che interessa è vedere i ragazzi che si allenano bene e questo lo fanno, i ragazzi che giocano con la serenità, non sempre questo mi dispiace, ma che cercano di riportare in campo quello che è una mentalità e un'idea. Poi purtroppo anche nell'ultima partita la mentalità è cambiata nel momento che poteva essere la partita molto più positiva e molto più in discesa per noi. Su questo sappiamo che possiamo migliorare
non miglioreremo tanto, ma abbiamo questo limite. Domani alle 17:15 a Salerno mancherà Verre, ma Dionisi vorrebbe proseguire col 3-4-2-1, quindi schierare un altro calciatore offensivo insieme a Brunori dietro Poyampalo. Pierozzi rientra dalla squalifica, Di Mariano è recuperato, out Nicolau, fermo anche Di Francesco, indisponibile per un problema fisico, ci sarà quindi Lund. Insigne potrebbe partire dal primo minuto. Salernitana, la ricerca disperata di punti salvezza, e penultima. In avanti Cerri e Verde. Ancora una pausa, vi aspetto tra poco per gli ultimi aggiornamenti. Ancora bentornati, c'è una notizia di cronaca, i vigili del fuoco hanno soccorso un turista tedesco che si è sentito male mentre si trovava ai laghetti di Avola nel Siracusano. Sul posto personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza e personale del 118. È intervenuto un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco, vista l'impossibilità della vittima di risalire in zona idonea per il soccorso sanitario. L'uomo è stato imbracato e issato a bordo dell'elicottero con l'ausilio del Verricello. Successivamente è stato poi trasferito all'ospedale di Avola. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata.